Eccoli i vincitori della quarta edizione del concorso dedicato alle associazioni sportive paralimpiche. L'iniziativa Mi piace di cuore è stata promossa e voluta da Asco Trade col sostegno di CONI e CIP Veneto. Nei volti di atleti e dirigenti la felicità. Questa è la cosa che ci piace di più, direi, vedere la gioia, la contentezza che traspare nei dirigenti, nei ragazzi, nelle ragazze che fanno attività sportiva col mondo paralimpico. Direi che è il cuore della nostra missione, una società del territorio che appartiene al territorio riversa una parte delle sue ricchezze aiutando chi ha bisogno, in questo caso il mondo sportivo paralimpico. Una cerimonia dove non potevano mancare atleti del calibro di Asia Pellizzari, promessa fra gli arcieri, e Nadia Bala, testimonial e punto di riferimento nazionale del sit-in volley. Grazie a questi soldi riusciremo a infondere a ragazzi giovani e nelle scuole innanzitutto la nostra passione e la nostra mentalità. Questi 5.000 euro appunto sono un mattone che va a costruire e a implementare quello che è la casa, la struttura rugby in carrozzina in Italia. Iniziative come queste fanno crescere lo sport. Lo sport paralimpico ha bisogno di materiali particolari, costano e quindi c'è bisogno di un intervento specifico. Questa iniziativa di Asco Trade ha questa caratteristica appunto di intervenire proprio sui materiali, sulla possibilità di permettere a questi atleti concretamente di fare l'attività ed è fondamentale. È un mezzo incredibile di apertura e di inclusività, per cui benvengono queste iniziative. Fondamentale sostenere ed aiutare queste società che fanno davvero tanto per i ragazzi. La nostra associazione ha bisogno di nuova attrezzatura, di nuovo materiale, di conseguenza questi soldi ci fanno molto comodo. Noi abbiamo un'attività che coinvolge circa 20 ragazzi disabili, attività di nuoto, però con questo premio riusciremo a allargare la platea a tutte quelle persone che hanno problemi motori importanti. Asco Trade ha permesso a molti giovani di trasformare un sogno in realtà.